La Lega del Veneto è pronta a riunirsi per la festa nazionale del partito il 21 e 22 ottobre nell'ex area Pagnossina Treviso. La domenica sarà la giornata del sindaco di Treviso Mario Conte e degli eurodeputati Bizzotto e Scottà. Per lunedì invece è atteso a Treviso il ministro Salvini. 1 o 2 giorni in cui i vertici leghisti si riuniranno per discutere dei temi caldi del momento, tra questi quello che più sta a cuore ora ai veneti, ovvero l'autonomia. Non a caso infatti il secondo giorno della festa cadrà proprio il 22, ad un anno esatto dal referendum. Lunedì ci sarà Luca Zaia con Matteo Salvini, con tutti i parlamentari a Roma per dare un manforte a questo passaggio importante dell'autonomia con il governo centrale, con un ministro dell'interno, per un confronto, diciamo chiaramente amichevole, proprio sull'autonomia per far valere le ragioni del Veneto. 12 mesi dopo è tempo di un bilancio per un percorso che, spiega D'Arè, sta andando avanti. L'autonomia muove i primi passi grazie ai nostri ministri Stefani e naturalmente a Fontana. Vogliamo cambiare le regole, vogliamo dare questa autonomia soprattutto alle regioni come il Veneto, che sono le regioni trainanti. Il passaggio è difficile, bisogna farlo in maniera graduale, ci sono cose che si possono fare subito, ci sono cose che vanno fatte a tempo debito e naturalmente con la copertura economica.